Alleluia. Dio vi benedica, fratelli. Gloria a Gesù. Cominciamo questo culto al nostro Signore. Alleluia. Vi chiedo di aprire le vostre Bibbie e leggiamo Luca capitolo 6 versetto 38. È un versetto che abbiamo già letto mercoledì. Luca capitolo 6 versetto 38. Quando l'avete trovato mi date un amen. Amen. L'avete trovato tutti? Alleluia. Dice la parola del Signore nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo: date e vi sarà dato, vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate sarà misurato a voi. Signore, ti ringraziamo nel nome di Gesù. Grazie Dio, grazie Padre, gloria a Gesù. Dice la Scrittura che noi siamo uomini e donne di fede. Questo è ciò che dice la Bibbia, è ciò che dice il Signore. Dice l'Apostolo Paolo che quando noi ci siamo convertiti, ognuno di noi ha ricevuto dal Signore una misura di fede. E questa misura di fede che noi abbiamo ricevuta, la dobbiamo, dice la Scrittura, la dobbiamo far crescere. E più fede avremo, e più facile sarà la vita cristiana per noi. Meno fede avremo, e più difficile sarà la nostra vita da cristiani. Ma il comandamento di Dio è quello di far accrescere la nostra fede. Quando un uomo incontrò Gesù, gli disse: aiutami a far crescere la mia fede, aiutami ad accrescerla, aiutami a credere. Ed è una cosa che noi troviamo nella Bibbia molto spesso, molto comune, il tema della fede, tanto che vediamo che quando Gesù guariva, quando Gesù compiva alcuni dei suoi miracoli, Gesù non ha mai detto io ti guarisco. Gesù ha detto la tua fede ti ha guarito, la tua fede ti ha salvato. Allora vediamo che noi siamo stati chiamati dal Signore per vivere nella fede. Infatti nella Bibbia, in più di una occasione, noi troviamo questa espressione: il mio giusto vivrà per fede. Noi dobbiamo vivere per fede. Noi non dobbiamo soltanto avere fede in determinati momenti o in momenti difficili o in momenti dove ci troviamo in una difficoltà o perché abbiamo paura di qualcosa, allora decido di credere nel Signore in quel momento difficile. La Bibbia dice di no, la Bibbia dice che noi dobbiamo vivere nella fede, dobbiamo vivere per fede, e questo è tutti i giorni della nostra vita. Da quando ci siamo convertiti noi abbiamo il compito di far crescere questa fede fino a diventare uomini o donne di grande fede. La Bibbia ha menzionato uomini cristiani, donne cristiane che seguivano Gesù. Ad alcuni la Bibbia dice che hanno avuto fede, ma di altri la Bibbia dice che avevano una grande fede. La fede si può misurare. Alcuni magari possono avere poca fede ed altri molta fede. E noi siamo chiamati, dice la Scrittura, a vivere con fede o per fede. Ebrei capitolo 11 versetto 6
che cosa ci dice? Ebrei capitolo 11 versetto 6 dice: ora senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta o chi si avvicina o chi viene a Dio deve credere che Egli è, o che Lui c'è, o che Lui esiste, e che ricompensa tutti quelli che lo cercano. Questo versetto ci fa notare che senza la fede nessuno può piacere a Dio. Dio non si compiace nelle persone che non hanno fede. Per questo è necessario cercarlo e cercarlo con la convinzione che Lui c'è. Chi si accosta, chi si avvicina, quando il Signore ci ha chiamati ad stare con Lui, a rimanere con Lui, ad essere vicini a Lui, ad iniziare un rapporto con Lui, un rapporto intimo. Perciò possiamo dire che noi siamo o apparteniamo ad un gruppo di persone che cercano Dio. Il cristiano è conosciuto come una persona che cerca Dio e il suo obiettivo è quello di cercare Dio, e cerchiamo il Signore, cerchiamo la sua presenza, cerchiamo il suo volto. Per questo il cristiano è un uomo e una donna di preghiera, perché al Signore noi lo cerchiamo in preghiera, non solo in preghiera, ma anche attraverso la preghiera. Ora, senza la fede è impossibile piacere a Dio. È impossibile, dice, piacergli, poiché chi si avvicina a Lui deve credere che Lui c'è. Quando noi ci avviciniamo al Signore dobbiamo essere convinti che Lui c'è. Perché è tanto importante questo? Perché è facile cadere nell'errore del dubbio, è facile cadere. Noi uomini, noi esseri umani, siamo stati creati per avere fede. Quando noi esseri umani siamo stati creati, cioè parlo di Adamo era stato creato per credere, per avere fede. Però dal momento che Adamo peccò, che Eva peccò, insieme al peccato, così come ho detto giorni fa, arrivò la paura, arrivarono anche tante altre cose, e tra questi arrivò il dubbio. E da Adamo fino ai giorni nostri è sorto un problema molto comune nell'umanità, e il problema comune che c'è oggi nell'umanità e molto spesso colpisce anche i cristiani è che l'essere umano, se non vede, non crede. E questo è un problema molto comune nell'essere umano. E ai tempi di Gesù abbiamo visto un esempio molto chiaro. Vi ricordate di quell'apostolo che gli dissero: il Signore è risorto, non è più nella tomba, non c'è più, Lui è risorto. E lui dice: no, non ci credo, finché io, dice lui, non metto il mio dito nel buco delle mani, il buco che lasciarono i chiodi. Se io non metto la mia mano nel buco, nelle costole dove entrò la lancia, se io non inserisco la mia mano, pensate quanto quest'uomo era così in uno stato naturale. Naturale vuol dire non rigenerato, naturale vuol dire non trasformato, non influenzato dallo Spirito Santo. Naturale vuol dire allo stato naturale, uomo e basta, senza essere stato cambiato dalla potenza di Dio. E tanto era naturale, era uomo, e non aveva niente di Dio, e non aveva ancora ricevuto nessun tipo di rigenerazione. Quest'uomo che dice: io lo posso anche vedere, ma non mi basta. Pensate quanto era incredulo.
lo posso anche vedere, dice, ma nonostante io non ci crederò se non vado lì da lui e infilo il mio dito nel buco delle mani, perché secondo lui un altro poteva presentarsi come Gesù, secondo lui un altro poteva, come si dice, prendere l'immagine di Gesù e presentarsi come Gesù. Secondo lui un altro poteva apparire con le semblanze di Gesù e non essere Gesù, secondo lui. Allora lui decide di agire con la sua parte più naturale, ciò che gli veniva meglio a lui, non credere, non fidarsi. E dice, se io non metto il mio dito e se non metto la mia mano nell'apertura che lasciò la lancia del soldato romano, se non metto la mia mano non ci credo. Perché lui diceva, l'unico modo di credere che è Gesù è che sia risorto e che abbia i segni della croce. Sicuramente Tommaso non era stupido, però era incredulo. E l'incredulità è una delle cose che dice Ebrei capitolo 11 versetto 6, che senza la fede è impossibile piacergli, perché chi si avvicina a lui, chi ha deciso di vivere con lui come figlio di Dio, come cristiano, come discepolo, chi ha deciso di camminare al fianco di Gesù, questa persona che ha preso questa decisione deve credere in lui, anche se non lo vede. A volte a noi ci tocca passare attraverso dei problemi e in quel momento in noi c'è un po' di fede e come cristiani noi decidiamo e scegliamo credere in Dio. Questo è ciò che noi abbiamo dentro, perché lo Spirito Santo ci influenza e noi vogliamo credere. Però dice l'Apostolo Paolo che noi abbiamo un nemico che quando viene e ci vede nella difficoltà, quando ci vede nel problema, allora lui approfitta e dice, adesso che sta passando per questa difficoltà, dice Paolo che lui prende i suoi dardi infuocati e ce li butta addosso. E quei dardi infuocati, se ci colpiscono, lì comincia per noi dubbio, ira, come si dice, risentimento, si dice in italiano? No, sì, forse sì. Risentimento, avere qualcosa dentro contro qualcuno, non mi viene adesso. Cominciano in noi a manifestarsi dei sentimenti che non ci appartengono, perché noi siamo figli di Dio e abbiamo lo Spirito Santo in noi. Allora Paolo ci dice che per non essere colpiti di questi dardi infuocati, noi dobbiamo usare una cosa, la fede. La fede. Lo scudo della fede, dice, con i quali potete contrastare o fermare i dardi infuocati del maligno. Lo dice in Efesini capitolo 6, parlando dell'armatura di Dio. Guardate come è importante la fede. E questa fede che noi abbiamo ricevuto dal Signore, perché è scritto che noi abbiamo ricevuto una misura di fede, questa fede noi la dobbiamo far crescere. La dobbiamo far crescere. Allora, leggendo Luca, capitolo 6, versetto 38, anche se il contesto è un altro, adesso lo andiamo a rileggere. Dice, questi versetti li abbiamo letti mercoledì, parla dell'amore.
parla di amare il nostro prossimo, e non tanto di amare il nostro prossimo, ma va oltre Paolo, Luca, che ci scrive le parole di Gesù, e va oltre, e Gesù dice non soltanto amare il prossimo, ma dice Gesù si possono amare anche i nemici. E parlando di questo amore, dice Gesù a partire dal versetto 35 in Luca 6: ma amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, poiché Egli è buono verso gli ingrati e i malvagi. Versetto 36 dice: siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Versetto 37: non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e vi sarà perdonato, date e vi sarà dato, vi sarà versata in seno una buona misura pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate sarà misurato anche a voi. Sarà misurato anche a voi. Quando dice date, sta parlando, e noi lo possiamo applicare in diversi modi. Possiamo parlare di dare, di aiutare le persone, di dare a chi ha bisogno, di comprare, che so, un vestito, che è ciò che la Bibbia più ci mostra, di dare a chi ha bisogno, chi non ha nulla addosso, coprirlo. Chi ha fame, dice la Bibbia, dargli da mangiare. Se noi vediamo una persona affamata, non possiamo dirgli vai in pace, che Dio ti benedica, dice la Scrittura, senza avergli dato prima qualcosa per mangiare. Ora, possiamo applicare in diversi modi questo versetto, dare. Ma ciò che ci vuole dire e ciò che ci vuole far capire il Signore è che il principio di amare il prossimo è: ciò che voglio che facciano a me, io lo devo fare agli altri. Quando dice Gesù ama il prossimo come te stesso, vuol dire ciò che voglio per me lo devo desiderare anche per gli altri. Questo è il principio dell'amore secondo Dio. Non fare nulla agli altri che tu non vuoi che gli altri facciano a te. Ecco perché siamo stati chiamati a fare del bene, perché se noi facciamo del male, e qui c'è una cosa importante che dice Gesù nel versetto 38 che ho appena letto: se noi facciamo del male agli altri, che cosa succederà secondo il versetto 38? Luca 6, 38. Date e vi sarà dato. Tutto quello che noi diamo ci ritornerà. Tutto quello che noi diamo agli altri, a volte noi non vogliamo aiutare una persona perché pensiamo che sono soldi persi, che è uno sforzo perso, che io non posso spendermi, non posso spendere la mia vita, non posso sacrificare il mio tempo, non posso sacrificare il mio portafoglio, non posso sacrificare le mie forze, non posso sacrificare le mie risorse, perché alla fine che cosa guadagnerò? Possiamo pensare questo. La Bibbia dice che tutto quello che noi facciamo per amore degli altri ci ritornerà. E come noi ben sappiamo, Gesù non è bugiardo. Quanti abbiamo aiutato e il Signore ha aiutato noi? Quante volte noi abbiamo pensato agli altri e senza che noi ce ne accorgessimo, il Signore ha pensato a noi. Questo è bello, fratelli, da capire, perché quando noi capiamo
che questo funziona in questo modo, allora non avremo paura di esprimere il nostro amore verso il prossimo, perché comunque sappiamo che tutto quello che facciamo per gli altri, sia che ne spendiamo dei soldi, sia che ne spendiamo le nostre risorse, qualsiasi risorse siano, il nostro tempo, avremo un premio da parte del Signore, e questo è ciò che dice Gesù: date e vi sarà dato, vi sarà versata in seno una buona misura pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura con cui misurate sarà misurato a voi. Ora, se noi non vogliamo fare del bene, anzi, vado oltre, se noi facciamo del male, se noi vogliamo fare del male, se noi invece di fare del bene desideriamo del male perché abbiamo nel nostro cuore rancore, questa era la parola che non mi veniva prima, quando abbiamo rancore nel nostro cuore verso qualcuno, è brutto, è molto brutto, e non ci rendiamo conto che quello che noi facciamo, che sia bene o che sia male, influenzerà la nostra vita. Influenzerà la nostra vita. Se noi vogliamo vivere bene o vogliamo vivere male, lo decidiamo noi, in base a quello o in base a ciò che noi facciamo o in base a ciò che noi faremo. Date e vi sarà dato. Questo è ciò che dice Gesù. Qui bisogna stare attenti, fratelli, a che cosa noi diamo. Perché dobbiamo stare attenti? Perché noi siamo stati creati, dice la Bibbia, dice la Scrittura, la parola di Dio, noi siamo stati creati per dare. Noi dobbiamo sempre dare, e senza che noi ce ne accorgiamo noi diamo. Non c'è nessuno che non dia, tutti diamo qualcosa. Il punto è: che cosa diamo? Che cosa stiamo dando agli altri? Stiamo dando qualcosa di buono o stiamo dando qualcosa di sbagliato, qualcosa di cattivo? E come ho detto prima, questo versetto lo si può applicare in tanti modi, perché questo versetto è molto generico, così come io lo leggo, così come io lo capisco, non è specifico. Date e vi sarà dato. Sta parlando di amare il prossimo, sta parlando di amare i nemici, questo è il suo contesto, amare il prossimo. E poi dice: date e vi sarà dato. Vuol dire che se io do qualcosa di buono, dal Signore riceverò cose buone. Ma se io invece di dare cose buone do indifferenza, al contrario dell'amore, io offro, come si può dire, disinteresse, menefreghismo, allora la mia vita non sarà la stessa vita di uno che invece ha deciso di dare. Ma è importante vedere che ciò che noi diamo, riceviamo. O non dice la Scrittura: tutto ciò che l'uomo semina? Cosa dice? Tutto ciò che l'uomo semina raccoglie o raccoglierà. Tutto ciò che l'uomo semina raccoglie. E questa è una legge di Dio che non la si può cambiare. Ciò che semino raccolgo, ciò che io do, quello riceverò. Questo non si può cambiare. Ora, tornando al tema, la fede, dice la Bibbia che se io non ho fede, vale a dire se io non credo, se io dubito dal Signore, io non riceverò, perché ciò che sto dando a Dio, e ho detto prima, noi siamo stati creati fin dal principio per avere fede. L'uomo è stato
creato per avere fede e l'uomo è stato creato per dare. Noi diamo in ogni caso, o bene o male, noi diamo, ma la scrittura ci insegna che ciò che diamo, quello riceveremo. Avere fede o vivere per fede, come dice la scrittura, il mio giusto, parola del Signore, il mio giusto vivrà per fede. Vivere per fede vuol dire che io ogni volta che mi accosto al Signore, come dice Ebrei 11:6, ogni volta che mi avvicino al Signore devo credere che Lui c'è. E quando mi avvicino al Signore, credendo che Lui c'è, che cosa gli darò? Che cosa gli porto? C'è un cantico in spagnolo, poi è stato tradotto all'italiano, che dice: ti darò il meglio di me. Ti darò il meglio di me. Quando noi veniamo al Signore, dobbiamo cercare, magari non sempre ci riusciremo, però dobbiamo cercare, quando noi veniamo al Signore, di darle il nostro meglio. Dobbiamo cercare quando noi stiamo a casa in famiglia, quando siamo a lavoro, quando siamo in giro, dobbiamo cercare sempre di dare il meglio al nostro Signore. E come diamo il meglio al Signore? Diamo il meglio al nostro Dio quando noi testifichiamo, quando noi testimoniamo, non sempre predicando. C'è gente che si converte soltanto vedendo il mio comportamento. La gente che ci sta più vicina, come i vicini di casa, oppure la famiglia, quando ci vede che noi siamo allegri, che siamo gioiosi, che il problema non ci abbatte, dice: wow, io vorrei essere come te. E questa testimonianza ha fatto sì che altri si convertano senza che nessuno li predicasse, perché è bastato la buona testimonianza. Però possiamo dare il meglio al nostro Signore predicando la buona notizia del Vangelo. È anche un altro modo di dare il meglio di noi al nostro Dio. Chi si accosta al Signore deve credere che Egli è, deve credere che Lui c'è, che Lui è presente. E quando noi veniamo in chiesa, veniamo a dargli il meglio. Veniamo a adorarlo. Questo è una riunione di culto. Noi veniamo ad offrirle un culto al nostro Dio. Noi non veniamo per l'uomo, veniamo per il Signore. E quando siamo nella casa del Signore dobbiamo cantargli, dobbiamo adorarlo, dobbiamo esaltarlo, dobbiamo adorarlo, dobbiamo glorificarlo, esaltare il suo nome, espressargli le grandezze di Lui, del suo nome, del suo essere. E noi veniamo qui per Lui, a dargli la nostra ammirazione, la nostra adorazione, la nostra esaltazione. Dobbiamo dare al nostro Signore. E quando noi diamo il meglio di noi a Dio, in preghiera, attraverso i cantici, attraverso, l'aiuto verso un fratello, dare ad uno che ha bisogno, quando noi diamo per il Signore, dice la Scrittura che noi riceviamo da Lui. Riceviamo da Lui. E queste sono cose che fanno accrescere la nostra fede. Sono cose che fanno accrescere la nostra fede verso il Signore. C'è una cosa che negli ultimi tempi è molto difficile vederla nel cristiano, nella Chiesa mondiale, ed è che in questi tempi, che sono gli ultimi tempi, tutto si deve fare di corsa, tutto si deve fare correndo. E ci sono persone nel mondo che vanno ad un culto
non vedono l'ora che finisca il culto perché devono uscire correndo, perché hanno già un appuntamento all'ora che finisce il culto e corrono perché hanno una corsa contro il tempo. E questo succede molto spesso. La Chiesa degli ultimi tempi è una Chiesa che corre. E questo succede in Chiesa. Che cosa succede? Succede quando non siamo in Chiesa. Se quando sono in Chiesa io devo correre perché devo andarmene, perché ho qualcosa da fare, se non riesco a dare a Dio ciò che devo dare a Dio, ciò che gli appartiene al Signore in Chiesa, che è il luogo dove noi crediamo che Dio si manifesta, dove Dio ci parla, dove noi lo possiamo adorare con libertà. Se in Chiesa si riesce a fare una cosa così, che cosa facciamo quando non siamo in Chiesa? La Bibbia dice che noi dobbiamo vivere per fede, vivere nella fede. E questo vuol dire che io sempre che mi trovo a dare, devo dare al Signore. E c'è questa cosa che con la quale noi abbiamo molti problemi quando dobbiamo dare, ed è il tempo, dare a Dio il tempo. Oggi si lotta contro il tempo. Abbiamo un problema con il tempo. Anni fa era molto diverso. Vivere la vita cristiana. Oggi sempre l'umanità va sempre di corsa. Voi vedete che il mondo corre. Corre. Le persone non stanno mai ferme un attimo, mai. Però questo affanno e questo correre a volte viene ad influenzare anche la Chiesa. E vogliamo fare 1000 cose e trascuriamo il tempo che dobbiamo offrire al nostro Dio. Che cosa noi diamo quando ci avviciniamo al Signore? Diamo del nostro tempo. E quando noi diamo del nostro tempo, sto dicendo che leggere la Bibbia, per leggere la Bibbia ci vuole tempo, per pregare ci vuole tempo, per uscire ad evangelizzare ci vuole tempo. E molto spesso il cristiano ciò che non ha è tempo, e diventa un problema. Diventa un problema se rimaniamo con la idea di date e vi sarà dato. Date e vi sarà dato. Io credo, fratelli, che tutti noi cristiani chiediamo al Signore qualcosa. Signore, dammi questo perché ho bisogno. Signore, dammi questo, dammi quello, dammi quell'altro. E a volte il cristiano arriva anche con una lista al Signore, dice come che fosse la letterina al Babbo Natale. Voglio questo. Noi facciamo la lista di ciò che vogliamo chiedere al Signore, e noi possiamo chiedere al Signore, anzi dobbiamo chiedere al Signore. Gesù ha detto ai Suoi discepoli: voi non avete ancora ricevuto niente perché non avete ancora chiesto niente. Poi Gesù insegnò ai Suoi discepoli di chiedere al Padre nel Suo nome e che avrebbero ricevuto. E noi abbiamo questa libertà di chiedere al Signore. Però se rimaniamo con questa idea, Luca 6,38, date e vi sarà dato. Che cosa vuol dire? Cosa stiamo dando noi al Signore? Io sto dando al Signore, perché se io sto dando, allora ho diritto di chiedere a Lui. Se io sto dando al Signore, ho diritto di chiedere. Gesù me ne ha dato il diritto. Date e vi sarà dato. Ciò che l'uomo semina, raccoglierà. Se io investo del mio tempo nell'opera di Dio, è questo, è una inversione.
quando uno, fratelli, concludo, quando uno vuole aprirsi un piccolo negozio, questo è molto comune nel mio paese, per esempio, nell'America Latina. Se uno si vuole aprire un piccolo negozio, la prima cosa che deve pensare è un investimento. E non sempre ce li ha i soldi per aprire un mini market, per esempio, o vendere qualsiasi cosa. Non sempre ce li ha i soldi. Allora che fa? Li presta e con quei soldi si apre un negozio. Che cosa fa con i soldi che gli hanno prestato? Li deve investire in un negozio. La idea è che questi soldi lo facciano guadagnare altri soldi. L'investimento ci dà un guadagno. Quando noi investiamo, guadagniamo. Se noi non investiamo, non guadagniamo niente. Un investimento ci fa guadagnare. Uno che non vuole investire perché non vuole rischiare non guadagna niente. Allora, nel regno di Dio funziona così. Se io faccio un investimento di me stesso nel regno di Dio, se io vado ad investire del mio tempo, vado ad investire delle mie risorse, del mio denaro, del mio tempo, ad investire anche la mia macchina o qualsiasi cosa che io posso usare nel regno di Dio, quando io la investo, vado ad investirla, io avrò un guadagno. Questo è ciò che mi dice la Bibbia. Ma quando io non voglio investire, allora difficilmente avrò o guadagnerò quello che voglio. Abbiamo iniziato quest'anno dicendo che tutto quello che magari noi non abbiamo conquistato nel 2018 lo possiamo conquistare quest'anno. Così abbiamo iniziato l'anno dicendo dobbiamo o possiamo conquistare ciò che non abbiamo conquistato nell'anno scorso. Io penso, per ciò che la Bibbia mi dice, che se noi abbiamo voglia di investire e cominciamo ad investire noi stessi nel regno di Dio, allora avremo tutto quello che Dio ci vuole dare. Se noi non vogliamo investire noi stessi nel regno di Dio, sarà difficile. Passerà anche quest'anno e non conquisteremo ciò che non abbiamo ancora conquistato. Può arrivare il 2020, possiamo arrivare al 2030, al 2050, ma finché noi non investiremo la nostra vita nel regno di Dio, noi non conquistiamo. Dio dice: date e vi sarà dato. Questa è la parola del Signore che noi dobbiamo riflettere e che la dobbiamo tenere nel nostro cuore e che la dobbiamo mettere in pratica per poter avere un buon risultato. Mettiamoci in piedi. Gloria a Gesù. Vi invito, fratelli, a venire davanti per cantare al Signore e per pregare. Non Alleluia. basta l'eternità per amare te. Meraviglioso Gesù. Grazie, Signore. Grazie Signore Grazie, Gesù. per lo che hai fatto per noi. Grazie. Alleluia. Quello che tu sei, Signore, nostro Dio. Grazie per l'amore, Signore, che hai verso di noi. Per la tua mano potente, Signore, che si stende verso di noi quando ne abbiamo bisogno. Perché tu sei sempre presente nella nostra vita. Grazie, Signore. Hai dipinto i cieli ed hai fatto il mare. Oh mio creator, mi hai fatto come te. Aiutami a scoprire La ricchezza che c'è in te. Il tuo amore, la tua fedeltà. A te
Grazie ti diamo Gesù per ciò che tu sei. Grazie ti diamo Signore per tutte le cose che fai per noi Signore. Grazie perché ci hai Signore benedetti in tanti modi e con ogni cosa. La tua parola Signore ci insegna che tu sei benedetti con ogni benedizione. Abbiamo ricevuto, Signore, dalla tua mano tutto ciò che ci serve, Signore, per poter andare avanti e per poter, Signore, per poter vivere su questa terra. Signore, grazie ti diamo Gesù, perché siamo qui, Signore, e se siamo qui, questo è già, Signore, una dimostrazione dell'amore che hai per noi.